Grazie Presidente. Io credo che il confronto che proviamo e stiamo provando ad aprire oggi, per ora devo dire ancora ad un'unica voce, nel senso che sono solo ancora una volta le opposizioni che avanzano delle proposte, si è però arricchito dalla interpretazione del Presidente che oggi, come da tradizione natalizia, ci degna di essere con noi e di, in teoria, concordare, confrontarci tra noi. Ora, tra l'altro, parlo nel momento in cui ovviamente se n'è andato. Un attimo, cioè, capite che viene una volta all'anno, parla un'ora, sta qua qualche minuto a giocare col telefono e poi se ne va. A me suona un po'. A me suona un po' come presa in giro, ma sarò io che sono prevenuta naturalmente. Però in spirito. No, è qua con noi, insomma. Io però volevo fare alcune riflessioni rispetto comunque a quello che abbiamo sentito finora. Perché vedete, quando le due parti si confrontano, ci sono solitamente due fasi nel confronto. La prima fase è quella dell'analisi, cioè proviamo a ragionare su qual è la situazione nella quale ci troviamo, un'analisi che dovrebbe fondarsi perlomeno su una condivisione di lettura della società, soprattutto quando questa lettura avviene non sulla base della sensibilità ma di dati oggettivi. Da questa lettura del contesto oggettivo dovrebbe maturare appunto il merito del confronto, dovremmo anche provare a persuaderci l'un l'altro delle buone ragioni che portiamo e alla fine si dovrebbe arrivare alla proposta di alcune soluzioni. Diciamo che tendenzialmente non essere d'accordo sulle soluzioni è sostanzialmente fisiologico in un contesto di dialettica politica. Quindi non mi stupisce che alcune delle soluzioni proposte dalla Regione del Veneto non mi abbiano persuaso. Presidente, mi preoccupa molto quando non riusciamo a condividere neanche l'analisi del contesto nel quale ci muoviamo. Ecco perché vorrei sul punto fare alcune precisazioni. Ora, quando noi diciamo che i dati del PIL nazionale e regionale sono stimati allo 0,8 per quanto riguarda la Regione del Veneto, allo 0,7 per quanto riguarda il contesto nazionale, noi stiamo dicendo che dal 1° gennaio del 2024, simbolicamente, il contesto economico nel quale ci muoveremo sarà un contesto di profonda crisi economica. Io non mi accontento, Presidente, di dire semplicemente che il Veneto corre uno 0,1% in più della media nazionale, perché lei sa meglio di me che negli anni precedenti il divario in termini positivi tra la Regione del Veneto e la media nazionale, anche in termini di prodotto interno lordo, era molto più largo. Il Veneto correva quasi a doppia velocità della media nazionale. E oggi non può lei pensare che noi ci accontentiamo dell'interpretazione che lo 0,1 in più può ancora essere l'argomento sulla base del quale noi diciamo che non c'è nessun problema perché noi andiamo forte. Quindi diciamo in un contesto di paragone con il resto del Paese, della media del Paese. Ma poi c'è anche un dato quantitativo. Quando noi diciamo andiamo allo 0,8 in Veneto e non va male, addirittura siamo meglio del 19. Ma Presidente, nel 2021, subito dopo la pandemia, il Veneto cresceva all'8,3%. 3 anni fa crescevamo all'8,3% rispetto ad una media nazionale che era sotto il 7,5%. Quindi non solo il divario di prestazione, di performance, come direbbe lei, tra l'economia veneta e quella nazionale si è ridotto, ma abbiamo perso nel giro di 2 anni e mezzo, 8 punti di PIL, di crescita del PIL. E la caduta libera del PIL non è che non voglia dire niente, si traduce immediatamente in una caduta altrettanto verticale della domanda interna, perché se non c'è PIL non c'è produzione, non c'è benessere diffuso, le famiglie non spendono. E dire che la domanda interna in questa regione passa dal
8,4% del 2021 allo 0,8% del 2024 non può non essere un elemento che perlomeno desta la nostra attenzione, perlomeno lo vediamo, lo riconosciamo come critico. Non può venire, Presidente, a dirci in aula che è tutto a posto, che va tutto bene e che l'economia veneta non subirà questo impatto, che certo non dipende dalle sue responsabilità, ma esiste. Ecco la condivisione dell'analisi del contesto. E allora, se il contesto è quello di una profonda crisi economica e dunque sociale, io le chiedo, Presidente, secondo lei come si svilupperà questa crisi economica? Quale sarà l'impatto che la caduta verticale del PIL e della domanda interna avranno sull'economia della nostra regione? Non va tutto bene, Presidente, perché se il PIL cala di 8 punti percentuali, le famiglie saranno più povere e le imprese saranno meno competitive. E non serve aver studiato economia per saperlo. Stamattina, insieme a tutti i capigruppo del Consiglio regionale, abbiamo incontrato le delegazioni degli studenti universitari delle nostre università, Presidente. E loro ci hanno raccontato, al netto del problema sulle borse di studio che la Regione del Veneto non eroga agli idonei, loro ci hanno raccontato un contesto nel quale la povertà sta aumentando e si rovescia inevitabilmente in maniera più pesante e più forte verso le fasce di popolazioni più esposte al rischio. Cosa facciamo di fronte a questo racconto di realtà? Perché non serve leggere i resoconti dell'Istat come quello che è uscito 2 giorni fa per saperlo, basta girare per le nostre città e i nostri comuni. Allora, se questa è l'analisi che noi facciamo e se sappiamo di avere alle porte una crisi così pesante, è fisiologico, Presidente e Assessore Calzavara, che noi vi chiediamo qual è la strategia di bilancio che intendete mettere in campo per contrastare la crisi che sta avanzando e per contenere gli effetti drammatici che questa crisi avrà anche in questa regione. E allora io dico, questo è il mio punto di vista, le chiedo di considerarlo, non di farlo suo, ma almeno di considerarlo. Lei ci ha spiegato come nel 2010, quando ha iniziato a fare il Presidente di questa regione, 13 anni fa, si è voluto impegnare in una politica di tagli e di risparmi e di riorganizzazione che rendesse l'azione amministrativa regionale più efficiente. Perfetto, devo dire un'azione pregevole, che vediamo insieme all'assessore Calzavara ogni volta che analizziamo il bilancio. Ma le fasi e i cicli economici pretendono delle risposte differenziate sulla politica di bilancio. Le faccio un esempio molto semplice che lei conoscerà sicuramente meglio di me. Nella grandissima crisi finanziaria che ha travolto il mondo occidentale nel 2008, partendo dagli Stati Uniti e arrivando fino anche al nostro Paese, l'Unione Europea ha preso una decisione: rispondo alla crisi economica con le politiche delle austerity, tagli lineari, risparmi di bilancio, azzeramento degli investimenti pubblici. Da quella scelta europea è arrivato il cataclisma e da allora tutti hanno capito, inclusa l'Unione Europea, che nei grandi momenti di crisi economica servono politiche espansive. Lo ha capito l'Unione Europea durante la pandemia, in una crisi economica e sociale forse peggiore di quella del 2008, che ha offerto agli Stati membri una soluzione diversa dall'austerity del 2008. Ha risposto alla crisi economica del 2020 e collegata alla pandemia con il Next Generation EU, cioè con il più grande piano europeo di investimenti, puntando sulla solidarietà tra gli Stati, puntando sull'emancipazione sul piano istituzionale, puntando su grandi investimenti che potessero trasformare i paesi in un'ottica di riduzione delle diseguaglianze. Ecco, io credo che noi quella lezione non possiamo non averla appresa e assunta. E allora, se siamo di fronte a una crisi economica, dal nostro punto di vista, le politiche che devono mettere in campo le pubbliche istituzioni devono essere politiche espansive,
cioè che fanno quello che il mercato da solo non riesce più a fare, cioè tirare su la domanda interna. A maggior ragione se la domanda interna rischia di essere fiaccata da quelle pressioni inflazionistiche che abbiamo conosciuto già nell'ultimo semestre di questo anno. E allora proverò a fare degli esempi, non farò tutto l'elenco, ma proverò a seguire il filo logico che ha seguito lei nel suo intervento. Guardi, io condivido con lei che il sistema di scuole paritarie in ambito dei servizi all'infanzia, caratteristica singolare e preziosa della nostra regione, debba essere un vanto di cui parlare, un modello su cui provare a costruire un nuovo patto di sussidiarietà orizzontale tra l'ente pubblico e le organizzazioni della cooperazione sociale e del privato sociale. Benissimo. Ma Presidente, quel sistema di scuole paritarie per l'infanzia, di cui lei giustamente ogni volta che torna in aula viene a parlarci, viene finanziato con 31 milioni di euro dall'inizio della legislatura e non so da prima, che poi nel corso dell'anno con l'assessore Lanzarin tra una variazione all'anno all'altra arriviamo a 36, ma erano 36 anche nel 2020, erano 36 anche prima della pandemia, erano 36 anche prima dei costi energetici lievitati alle stelle, erano 36 prima del rinnovo dei contratti dei lavoratori della cooperazione sociale. Come possono bastare, l'assessora Calzavara lo sa benissimo, quei 36 milioni che forse bastavano fino al 2020 e che hanno reso forte il sistema dei servizi all'infanzia della nostra regione, oggi non bastano più, Presidente. E anche sulla pedemontana veneta, non è un argomento che mi appassiona, ma visto che ne ha parlato lei lo cito. Io potrei dire i tempi lunghi, potrei dire quanti soldi spesi, ci mancherebbe anche che l'infrastruttura non resti a noi. Potrei dire che il problema non è tanto il pedaggio, ma il fatto che sia un pedaggio molto caro. Ma anche su questo piano è oggettivo, perché lo dice il piano finanziario, che nei primi anni quest'opera è un'opera in perdita. Allora, se quei primi anni fossero coincisi con una fase di crescita economica, io non avevo dubbi o non avrei avuto dubbi che i 25 milioni su cui sembra andremo sotto il primo anno sarebbero stati assorbiti facilmente dal bilancio. Ma se la prima tranche di pagamento, quella più pesante, coincide con l'anno della peggior crisi economica, due domande me le posso fare, è legittimo che me le faccia, perché i 25 milioni che dobbiamo spendere per la pedemontana veneta nel 2024 pesano molto, pesano moltissimo. E anche il fatto che l'unica impresa di cui si parli, l'unico comparto di cui si parli sul piano delle politiche industriali in questo Consiglio regionale è il turismo. A me, sono una fan del turismo, è proprio la materia di cui sono appassionata. Mi lascia perplessa però, perché di tutti i comparti di politica industriale, e lei Presidente lo sa meglio di me, il turismo è quello che ha un minor impatto in termini di valore aggiunto, perché il PIL e il benessere si diffondono attraverso la produzione manifatturiera, dove si producono prodotti. Il turismo è per definizione un comparto economico che non rovescia un benessere diffuso. Allora, che noi andiamo fortissimo nel turismo, ma che, come confermano i dati Istat di 3 giorni fa, la Regione del Veneto continua a perdere produzione in ambito manifatturiero, legno, mobili, automotive, perdiamo posizioni giorno dopo giorno, è un problema. E anche se poi gli alberghi sono pieni delle mie amate terme, e mi fa piacere, la perdita di PIL che noi abbiamo chiudendo le fabbriche che fanno manifattura non sarà mai compensato dal numero di turisti in più che vengono in Veneto, e lei lo sa meglio di me. Se lei mi cita giustamente come elemento positivo il fatto che vorremmo assumere 500.000 persone nel 2024, ed è un'ottima notizia, non può non citarmi il fatto che il 49% di quelle assunzioni non verranno effettuate perché non c'è il personale. Quindi siamo un'economia in crescita, abbiamo bisogno di personale, ma non si trova in questa regione, e non si trovano non soltanto i camerieri, gli chef e i cuochi, non si trovano gli ingegneri.
Allora, siccome anche sulle politiche di formazione ci avete spiegato per diversi anni che siamo la regione più avanzata e poi ci accorgiamo da un giorno all'altro che il 49% delle imprese che vuole assumere non trova personale, ma vorrà dire qualcosa e soprattutto di fronte a questo dato, conseguentemente, ci sarà un cambio di strategia, almeno in questo comparto. La sanità, Presidente, non dico molto perché la Lanzarin mi sopporta fin troppo tutti i giorni, quindi, però, Presidente, a me fa piacere che compriamo la TAC più avanzata e tecnologicamente migliore e saremo i più bravi del mondo. Ma lei mi ha provato a prenotare una visita medica? Poi quella TAC lì, quando mi serve per un attacco addominale, una mammografia, una radiografia, la TAC super mega figa che compriamo, quando io vado a prenotare, a telefonare al CUP e chiedere un appuntamento, dopo quanti mesi me la fanno utilizzare? Questo lo dico perché la realtà, il contesto, l'analisi di contesto di cui parlavamo prima, non nega le eccellenze della sanità veneta. A noi piace tantissimo vederla raccontare il primo trapianto di cuore fermo nella storia del mondo. Ci piacerebbe anche vedere che racconta qualcosa a tutte quelle cittadine e cittadini del Veneto che non sono in grado di prenotare una radiografia nel tempo che ha prescritto il medico di medicina generale, e ci piacerebbe vederla rispondere a quei veneti che una volta che non trovano la prestazione diagnostica nel pubblico sono costretti a rivolgersi al privato e pagarla centinaia di euro. Allora, posso essere sincera, non solo nei suoi panni, grazie a Dio, perché mi rendo conto che è una responsabilità enorme, un attacco in meno, un impianto, un macchinario TAC un po' meno avanzato, ma qualche prestazione in più per rendere realmente universale il servizio sanitario, perché ormai anche in questa regione abbiamo toccato il paradosso che la sanità pubblica, che dovrebbe essere uno strumento per ridurre le diseguaglianze, le sta amplificando, perché chi può permetterselo si cura e chi non può permetterselo non si cura neanche in questa regione. E allora, e vado a chiudere, Presidente, io sono queste le questioni rispetto alle quali la vorrei per una volta ascoltare le nostre istanze, che poi sono quelle che immagino vengano riportate anche ai normali consiglieri che tutte le settimane vengono qui a svolgere il loro ruolo. E allora io le chiedo, Presidente, se c'è il problema delle borse di studio, della povertà dilagante, delle liste d'attesa, delle aziende che non competono, esattamente per il 2024 rispetto agli anni precedenti qual è la soluzione che ci proponete, sulla base di quale proposta state provando a persuaderci? E guardi, io non credo, non l'ho mai creduto, ma meno che mai questa volta, che l'autonomia possa essere la risposta, e le spiego perché. Primo, perché lo sa anche qua meglio di me che il disegno di legge Calderoli non ha previsto risorse sufficienti per essere quello strumento di cambiamento profondo istituzionale che lei e molti di noi auspicano. Due, perché lo sa meglio di me, l'approvazione del disegno di legge è solo il primo passo di un percorso lungo che ci impiegherà tempo nella definizione dei LEP e nel trasferimento e le emergenze non aspettano i tempi della vostra autonomia. Le emergenze ce le abbiamo domani mattina. Continuate a lavorarci, vi daremo una mano per quanto possibile, ma nel frattempo qual è la soluzione che ci sottoponete? Io vi dico che dal nostro punto di vista deve terminare la stagione dei tagli, deve terminare la stagione delle riduzioni degli stanziamenti agli assessori. Lei davvero, io so che è una persona intelligente e sa che non possiamo credere che 60 milioni di spesa libera sono sufficienti per incidere in maniera significativa nel governo di una grande regione, qual è la regione del Veneto. E le azioni del governo, io sono meno fiduciosa di lei per ragioni diciamo ideologiche, ma non saranno risolutive, perché il governo deve fare i conti con le medesime problematiche di cui abbiamo parlato prima, perché soldi non ce ne sono, ci potranno aiutare in qualche modo, tanto che la prima cosa che vi chiede il governo sono 28 milioni indietro, altro che aiuti, tagli lineari agli enti locali, alle città metropolitane e anche alla nostra regione.
Quindi non auspichiamo, non confidiamo che il governo risolva le questioni. Allora io dico, e chiudo davvero, di fronte alla crisi economica servono politiche espansive, maggiori servizi e, anche su questo chiedo la sua attenzione, investimenti pubblici. Perché al calo della domanda corrisponde anche un drammatico calo degli investimenti privati. Per due ragioni: non ci sono i soldi e gli investimenti privati si muovono sulla base delle aspettative e in questo momento le imprese hanno preoccupazione e paura della tenuta del quadro. E anche qua, di fronte a una crisi economica, si deve corrispondere con una politica espansiva in termini di maggiori servizi e con una politica espansiva in termini di investimento pubblico. Mai come oggi potremmo svolgere un progetto importantissimo di investimento pubblico rispetto alle tante carenze infrastrutturali che ci sono in questa regione. E mi permetto di sottolinearle questa possibilità, perché la cura dimagrante che avete fatto al bilancio in tutti questi anni, rigorosa, mette il Veneto oggi nelle condizioni, credo che sia una delle poche regioni in Italia, ad avere una capacità espansiva in termini di debito enorme. 200 milioni all'anno potremo fare di debito, ci hanno detto i revisori dei conti. Facciamo un accordo sulla metà, decidiamo insieme di investire 100 milioni su una delle 5 questioni che le abbiamo posto oggi: l'ambiente, i giovani, il sociale, la sanità, la legalità. Ce ne basta mezza. 100 milioni, riusciamo a cambiare radicalmente l'impianto della Regione del Veneto su alcuni di questi temi. Io non sono un'appassionata di addizionale IRPEF come lei, però davvero, Presidente, è finita la fase in cui ci potete dire, lo dico anche all'assessore Calzavara che inizia sempre così la discussione del bilancio, che non mettete le mani nelle tasche dei cittadini del Veneto, perché le mani nelle loro tasche i cittadini del Veneto le stanno già mettendo per pagarsi privatamente tutti quei servizi che la Regione non è più in grado di garantire, dalle borse di studio alla visita specialistica, all'affitto e al mutuo della casa, alla retta in casa di riposo della famiglia. Siamo in una condizione in cui chi può permetterselo le mani in tasca se le mette. Allora perché mi convince un po' l'idea dell'addizionale IRPEF? Perché a differenza di altri strumenti è proporzionale al reddito e quindi la distinzione e la diseguaglianza non è sulla base del censo, come invece accade nel momento in cui anziché le tasse lascio che solo chi può si può curare o si può permettere i servizi necessari. Quindi chiudo davvero, perché ho finito il tempo. Parlavamo prima di realtà e di responsabilità. Chiudo del gruppo senza problemi. Sì, no, ma finisco, va bene così, credo sì, che il mettiamo Presidente abbia inteso. adesso. Le chiedo, chiudo con questa domanda che è retorica fino a un certo punto. Presidente Zaia, tutte le questioni che le abbiamo sollevato oggi e che le solleviamo da tempo e che continueremo a sollevarle fino alla fine della legislatura hanno bisogno di risposte. Lei è davvero sicuro di aver fatto tutto il possibile, tutto quello che poteva fare per offrire le risposte migliori alle cittadine e cittadini di questa regione? Perché noi crediamo di no e anche oggi abbiamo provato a offrirle soluzioni alternative. Grazie.